Il Tribunale della Pedemontana è in pectore, ovvero nelle intenzioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il guardasigilli fin dal suo insediamento ha ribadito che l'eventuale nascita di nuove circoscrizioni giudiziarie non toglierà personale a quelle esistenti. Per Bassano e gli uffici di Via Marinali si sta muovendo da tempo un territorio rappresentato dai sindaci e dalle categorie economiche che vedono nella città del Ponte il riferimento ideale, e non solo geograficamente, per avere di nuovo in servizio magistrati e avvocati, e stavolta arriva anche l'appoggio di Palazzo Balbi. Arriverà anche il Presidente della Regione per rimarcare ancora una volta il parere favorevole anche della Regione del Veneto. Quindi ci troviamo di fronte a un territorio compatto, ad una Regione che è convinta nel sostenere questa battaglia, più 3 province che ci sostengono contro una piccola corporazione di avvocati che ci sta facendo la guerra da qualche mese. La guerra ha visto schierarsi anche i primi cittadini di buona parte del Vicentino, con firme e prese di posizione che hanno contraddetto atti ufficiali come delibere di consiglio a suo tempo favorevoli al Tribunale della Pedemontana. Giovedì alle 11 in sala Chilesotti lo schieramento del sì sarà ancora più visibile e compatto. Un messaggio chiaro e diretto che vogliamo lanciare a Roma, in modo che il Ministro Nordio quanto prima possa portare questo disegno di legge all'attenzione del Consiglio dei Ministri per poi iniziare l'iter a livello parlamentare. Rossano Calabro, Alba e Lucera sono le altre sedi interessate dalla nuova geografia giudiziaria. Da nord a sud c'è una richiesta chiara di territori che chiedono un potenziamento di questo servizio, che è fondamentale non solamente per i cittadini ma anche per le imprese. Quindi mi auguro veramente, insomma, che il governo adesso proceda. Insomma, il territorio l'ha dimostrato più volte di essere unito e compatto, uno dei territori più produttivi non solamente a livello nazionale ma anche a livello europeo, quindi penso che il Veneto meriti un nuovo presidio di giustizia. Noi sindaci rappresentiamo quasi 500.000 di abitanti, quindi voglio dire un peso diverso rispetto ad una piccola lobby che fa i propri interessi ma che non rappresenta la volontà dei cittadini di questo territorio.